Per me il cicloturismo è passione, sport, cultura, ma anche emozione, salute e gastronomia. Viaggiare in sella ad una bicicletta significa poter assaporare i luoghi, i profumi, conoscere persone e arricchire il proprio bagaglio culturale. Per questo ho deciso di fare del cicloturismo non solo uno sport, ma uno stile di vita. Mi trovo a Vicenza, nel cuore del Veneto. Oggi il mio percorso mi porta ad esplorare il centro della città e il suo territorio circostante. Vicenza è una città ricca di arte, storia e cultura immersa nella natura, che sa offrire delle emozioni davvero ineguagliabili. Per noi cicloturisti ci sono a disposizione numerosissime piste ciclabili che offrono degli itinerari che ci porteranno e vi porteranno a diretto contatto con meraviglie e prodotti tipici del territorio. Alle mie spalle la Basilica Palladiana, uno dei simboli di questa meravigliosa città, costruita dal noto architetto rinascimentale Andrea Palladio, che al Palazzo della Ragione, edificio costruito in stile gotico, aggiunse delle logge in marmo bianco a Serliane. La Basilica di Vicenza ospita spesso numerose mostre con splendidi quadri provenienti da tutto il mondo. Siamo qui con Chef Renzo, uno dei volti di un locale storico della città di Vicenza che da diverse generazioni accoglie numerosi vicentini e turisti. Tutti i giorni cambiamo il menù con prodotti tipici, salame ai ferri, un arrosto, le trippe, il baccalà alla vicentina. Ce n'è davvero per tutti i gusti, è una tappa obbligata per chiunque voglia venire ad esplorare il centro della città. Eccoci arrivati a Parco Querini, il polmone verde della città di Vicenza che prende il nome da un palazzo adiacente. Il parco è circondato dal fiume Bacchiglione e dal suo affluente Astichello e adesso vi porto a scoprirlo con me tra tempii in mezzo all'acqua e delle magnifiche statue in stile classico che affiancano un meraviglioso viale alberato. Una bella e comoda pista ciclabile ci porta dal centro della città a Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, una delle massime espressioni artistiche del Palladio e sicuramente il simbolo della città. Siamo appena fuori dalla città, la villa fu costruita alla fine del Cinquecento ed è stata poi riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Come potete vedere è meravigliosa e si integra perfettamente con natura e paesaggio circostante. Un importante collegamento con le altre città venete è dato dalla conversione dell'antica ferrovia Treviso-Ostiglia in pista ciclabile, che permette di esplorare il cuore del Veneto e raggiungere i territori del Prosecco. Una delle particolarità di Vicenza è senza dubbio il fatto che nel giro di pochissimi chilometri potete passare dal centro della città a meravigliosi scorci rurali come questo. Qui nello specifico siamo in zona Lago di Fimon, che vi darà la possibilità di pedalare davvero senza fatica, godendo di un paesaggio meraviglioso dove non mancano flora e fauna e anche zone di interesse archeologico. Pensate che il vicentino Paolo Lioi arrivò a classificare resti di due età, il Neolitico e l'età del bronzo. Si tratta di una zona davvero suggestiva ed emozionante in ogni stagione, che in autunno regala colori e profumi davvero magici. Vicenza è una città storica, ricca di arte e di bellezza. Vicenza
è la città del Palladio.